Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, il festival organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo come sempre i molti enti che hanno concesso il patrocinio e i moltissimi partner e media partner che hanno sostenuto a vario titolo la nostra iniziativa. Iniziativa che giunge oggi alla terza giornata della terza edizione, per la quale abbiamo scelto il titolo Ci vuole coraggio, un titolo che appunto testimonia la nostra intenzione di aiutare gli educatori, genitori, insegnanti ad andare oltre le proprie paure e a rapportarsi con il cuore nei confronti delle nuove generazioni, bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Vi ricordiamo che trasmettiamo sempre in diretta sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto e sulla pagina Facebook di Educhiamoci. Siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, che ci ospita anche per questa terza edizione, e ringraziamo naturalmente tutte le persone che ci stanno seguendo, molto numerose da tutta Italia, attraverso appunto le dirette. Ci stanno seguendo non solo numerose ma anche partecipano attivamente, e vi ricordiamo che potete appunto utilizzare i canali social per fare le domande ai nostri ospiti, commentare le dirette, dire la vostra e sostenere anche questa iniziativa di Educhiamoci. Oltre alle persone che ci seguono da casa, abbiamo anche tutti i giorni, soprattutto al mattino, dei graditi ospiti, e in particolare con noi oggi ci sono le classi quarta A e quinta B del Liceo di Scienze Umane Marco Antonio Flaminio, che vedete inquadrati. Eccoli qui, si fanno anche sentire. Oltre ai ragazzi e le ragazze del Liceo di Scienze Umane ci sono anche alcuni studenti del Liceo Classico, sempre Marco Antonio Flaminio, un gruppo composito di diverse classi che con il professor Reolon parteciperanno proprio con la nostra ospite di oggi ad un progetto sull'integrazione di genere. Invece collegate con noi oggi ci sono due classi dell'Istituto Beltrame, sempre di Vittorio Veneto, la classe terza G e la prima, con i loro insegnanti Giraldi e Scarabattola, che ringraziamo. Appunto sono molti gli insegnanti che colgono l'occasione di questo festival per coinvolgere i loro studenti. Ricordiamo ancora che tutto il programma della manifestazione lo trovate nel sito dedicato www.educhiamocivittorioveneto.it. Potete scaricare non solo il programma ma anche vedere i video in differita, perché tutto il materiale viene conservato, e poi ci sono naturalmente i link per partecipare alle dirette. A proposito di scuole e di partecipazione della scuola, abbiamo qui in studio con noi oggi la dottoressa Susanna Picchi, che è dirigente scolastico dell'Istituto Superiore Città della Vittoria di Vittorio Veneto. Le diamo il benvenuto, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Al termine della relazione della nostra esperta di oggi, la dottoressa Picchi ci aiuterà a fare alcune riflessioni ed eventualmente a porre una prima domanda alla nostra relatrice. Ora invece vorrei invitare per un saluto istituzionale Gianluca Posocco, che è il vice sindaco di Vittorio Veneto, che ringraziamo a sua volta per essere qui con noi a Educhiamoci. Grazie, buongiorno a tutti, e con grande entusiasmo che vi do il benvenuto al Festival dell'Educazione, un evento importante dedicato a genitori e insegnanti che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto e potenziato in questi ultimi anni. Si tratta di un'occasione preziosa per discutere di tematiche fondamentali riguardanti l'educazione dei nostri giovani. Il ruolo dei genitori, degli insegnanti, ma anche dell'amministrazione comunale nel formare menti aperte, menti curiose in luoghi, in ambienti sani, rispettosi e inclusivi, è una cosa molto importante. Si tratta di una strada lunga, però questo nuovo atteggiamento ci rende soprattutto orgogliosi noi adulti, perché ci mettiamo anche in discussione. Un grande ringraziamento agli organizzatori, a tutti gli illustri ospiti e all'assessore Antonella Caldart, che tanto cuore ci ha messo in questa manifestazione. Buona giornata a tutti. Grazie vice sindaco Gianluca Posocco.
Menti aperte, menti curiose, rispetto e inclusività. Rilancio alcune delle sue parole perché sono a pieno titolo protagonisti questi concetti dell'incontro di oggi, un incontro dal titolo Essere se stesse e se stessi senza stereotipi. Ce ne parla Eleonora Pinzuti, che è collegata con noi da Cagliari. Benvenuta Eleonora Pinzuti, veramente grazie per aver preso parte con entusiasmo a questa iniziativa di Educhiamoci. Siamo molto contenti di poter affrontare l'argomento del coraggio anche da questa angolatura che ci sta veramente a cuore e per la quale sono presenti anche molti studenti e studentesse che fra l'altro faranno con lei un lavoro di qui a breve con gli insegnanti che li accompagneranno. Quindi lei qui gioca in casa oggi soprattutto su questo tema. Il nostro obiettivo oggi, come ha detto anche il vice sindaco, è di portare ancora una volta un contributo, oltre che agli studenti e alle studentesse, anche agli adulti, perché aiutino le nuove generazioni a sviluppare una soggettività libera, autentica e una convivenza rispettosa e inclusiva. Tutti aspetti per i quali certamente ci vuole coraggio. Eleonora Pinzuti è consulente e formatrice professionista, lavora per importanti sindacati, enti e istituzioni, ha ideato il metodo Hairpowerment per la Gender Equality e lavora anche spesso e volentieri con le scuole e gli studenti. È docente in master per le università di Firenze, Siena, Urbino e Ancona, collabora con il Gender Lab dell'Università per Stranieri di Siena e poi è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e lavora appunto soprattutto nei piani di miglioramento per l'inclusività, lavorando anche alla formazione di docenti, personale ATA, dirigenti, famiglie e molto altro. Ecco, quindi ancora una volta la ringraziamo per la sua presenza, esprimiamo il piacere e la gioia di averla qui con noi a parlare di questo tema e le lasciamo a brevissimo la parola. Prima di farlo ricordo a tutti che potete intervenire attivamente anche da casa perché potete porre eventuali domande o commentare le dirette sui nostri profili social oppure scrivendo dei messaggi WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione che è il 370 31 6802. Bene, passo quindi la parola a Eleonora Pinzuti e auguro a tutti un buon incontro. Grazie davvero, grazie a tutte, grazie a tutti per questa opportunità che mi arricchisce e che mi rende davvero felice. Vado appunto a parlare di un tema estremamente complesso, condividendo con tutti e tutte voi alcune slide, diciamo, di accompagnamento che servono un po' anche ad illustrare i concetti culturali e sociali che voglio condividere con docenti e con i ragazzi e le ragazze. Quindi vado sostanzialmente a condividere lo schermo, eccoci, e parto appunto dalla diapositiva corrente che è quella del titolo che abbiamo insieme deciso di affrontare oggi, dando davvero tutta la mia disponibilità per qualsiasi approfondimento anche oltre l'occasione, sia con le docenti, con i docenti e con le ragazze e i ragazzi per qualsiasi approfondimento, bibliografia, sitografia, lettura o domanda che vogliate pormi. Sarà davvero un piacere. Vedete, il titolo Essere se stessi e se stesse senza stereotipi non è assolutamente facile perché che cosa significa davvero essere se stessi e se stesse senza stereotipi? Beh, per capire di cosa si tratti bisogna anche approfondire il concetto stesso di stereotipo, cioè un modello rigido che indica che cosa sia sostanzialmente atteso dal circostante. Lo stereotipo è un modello, una forma rigida alla quale in genere, anche senza rendercene conto, dobbiamo in qualche modo rispondere. Cosa implica lo stereotipo? Implica appunto una serie di regole, di norme, di aspettative alle quali ragazzi e ragazze, uomini e donne tendono ad uniformarsi secondo quelle che crediamo essere le aspettative sociali. E quanti ne esistono di stereotipi che condizionano la nostra vita, di voi giovani e di noi adulti? Tantissimi. Ad esempio, il primo che vi posso illustrare subito è lo stereotipo linguistico. Vedete infatti che io ho declinato al maschile e al femminile
sostanzialmente il pronome personale. Non ho detto essere se stessi includendo le ragazze, perché in realtà la nostra lingua è una lingua flessiva e l'usare il maschile, quello che viene definito maschile universale, è di per sé uno stereotipo culturale. Stiamo cambiando proprio per dare, diciamo così, cittadinanza linguistica anche al genere femminile. Quindi di stereotipi ne esistono tantissimi e condizionano il nostro modo di essere, condizionano le nostre relazioni con gli altri, condizionano quello che gli altri si aspettano da noi. Se sono una ragazza, ci si attende certi comportamenti, certi gusti, certe inclinazioni. Pensiamo alla scuola. È meno atteso che una ragazza vada a fare un superiore, il meccanico, studiare, diciamo così, il funzionamento delle auto piuttosto che per un ragazzo. E quindi da questo punto di vista lo stereotipo spesso modella le nostre soggettività e ci impedisce l'autenticità, ci impedisce la relazione autentica prima di tutto con noi stesse e con noi stessi e poi con il resto del mondo. E appunto torno a parlare del tema che è il leitmotiv, diciamo il filo rosso di questi eventi, e cioè il coraggio. Cosa è per voi il coraggio? Per voi ragazze e ragazze giovani, posso dirvi che cosa sia per me il coraggio. Il coraggio è appunto il titolo che ho dato al nostro incontro: essere me stessa senza stereotipi, cioè essendomi liberata quanto più possibile, cercando di aiutare gli altri a farlo, dalle aspettative costruite sulle nostre soggettività. Sul fatto che, ad esempio, non ci si attende dagli uomini degli atteggiamenti di cura. E perché mai invece? Perché non possono essere amorevoli, affettuosi, curativi maschi? Certo che possono. Oppure non attendersi dalle donne atteggiamenti che vengono definiti maschili, l'assertività, la leadership, l'autorevolezza. E perché mai? Dipende dal nostro essere persone, non dai sessi a cui apparteniamo. Quindi il coraggio che cosa è? È la capacità di lottare per la propria autenticità, fuori e oltre le aspettative che spesso la società ci impone. Intendiamoci, non che queste aspettative o queste regole, questi modelli siano sbagliati di per loro, assolutamente no, ma spesso condizionano le nostre modalità e ci inducono a un'inautenticità. Pensiamo ad esempio quando siamo giovani, lo sono stata anch'io, quanto spesso il giudizio degli altri pesi sulle nostre coscienze, il non rispettare determinate mode, il non seguire determinati atteggiamenti, il comportarsi appunto contro alcuni stereotipi sociali per essere autentici. Per far questo ci vuole spesso molto coraggio. Quindi scrivetemi pure in chat cosa sia per voi il coraggio, perché leggerò davvero tutto con grande piacere e ci rifletterò sopra, in quanto il nostro rapporto sarà davvero orizzontale. Io cerco di dirvi quello che penso e ascolterò con gioia quello che pensate voi. Ora, il coraggio, vedete, parlo soprattutto ai più giovani, alle ragazze e ai ragazzi, è spesso stato definito una dote maschile. Pensiamo a Leonida, agli Spartani, ci sono delle studentesse e degli studenti del liceo classico, io ho fatto il liceo classico e sappiamo bene quanto il coraggio greco-romano fosse identificato al maschile, ma anche ci saranno dei colleghi di storia, ma anche all'interno sostanzialmente di tutta la storia europea occidentale. L'unica donna guerriera, Giovanna d'Arco, fu bruciata sul rogo neanche ventenne, per poi però diventare la patrona di Francia. Quindi il coraggio è una dote da maschi, da femmine o che hanno gli esseri umani, mi verrebbe da dire alcuni esseri umani, perché il coraggio è davvero una dote difficile da esercitare senza appunto rispondere alle aspettative o alle attese altrui. E spesso per esercitare coraggio bisogna davvero sentire quello che proviamo fuori dalle aspettative altrui e dai sistemi modellizzanti. Qui vedete Rosa Parks che combatté contro il razzismo, non volle sostanzialmente alzarsi da un posto riservato ai bianchi, combatté il razzismo
con coraggio per essere se stessa. Era appunto una donna. Quindi il coraggio è una dote che eccede, diciamo così, le aspettative sociali e gli stereotipi e che molte donne stanno iniziando ad avere. Pensate appunto alle battaglie che le donne iraniane stanno facendo per mostrarsi come questa giovane in un social senza velo e ai costi che questo comporta. Voi potete dire, Eleonora, ma che legame c'è dunque fra l'essere se stessi e il coraggio? Io credo che sia ineludibile, ragazzi, sia davvero ineludibile per essere se stessi e se stesse senza stereotipi, quindi senza aspettative, senza modellizzazioni, parola difficile, ma la capite perfettamente, senza avere dei modelli, cercando l'autenticità. Per far questo ci vuole coraggio, perché l'intera nostra società, anche a noi adulti, spesso sostanzialmente chiede di aderire a dei sistemi comportamentali che ledono o non ascoltano la nostra soggettività. Questo accade anche a noi adulti, per voi giovani è molto più sentito questo aspetto e dunque per voi spesso essere voi stessi e voi stesse significa mettere in discussione, riflettere sopra, criticizzare i modelli che vi vengono dati. Non necessariamente, lo vedremo nel corso di questo incontro, un ragazzo per essere definito tale, cioè maschio, deve avere comportamenti sprezzanti verso le ragazze o verso gli altri e non necessariamente, anzi direi che non è assolutamente questo il caso. Una ragazza per essere, diciamo così, definita tale deve inclinare verso aspettative comportamentali, gusti, scelte scolastiche, scelte professionali che non sono le proprie. Ma per far questo ci vuole coraggio. Il coraggio che ad esempio hanno avuto due uomini, vedete quindi che il coraggio non ha una qualità di genere e che hanno avuto, come sicuramente anche se siete molto giovani a scuola vi hanno illustrato, due magistrati palermitani, Falcone e Borsellino, che lottarono contro la mafia. Guardate, il coraggio viene dall'ascoltare il cuore. Vi ho messo qui una fonte dell'enciclopedia Treccani e non so se voi vediate la slide intera, probabilmente il programma un po' l'ha tagliata. Il coraggio è forza d'animo, supportare con serenità e rassegnazione dolori fisici o morali nell'affrontare con decisione un pericolo. Ma l'aspetto che mi interessa di più è tornare a un significato antico. Pensate, Guinizelli, Guido Guinizelli, che faceva parte delle amicizie dantesche. Siamo nella Firenze a cavallo fra il 1200 e il 1300, lo riteneva legato al cuore, perché effettivamente il coraggio, lo vedete, viene da coraticum, derivativo di corvis, cuore. Coraggio è avere cuore e per essere se stessi e se stesse senza stereotipi, bisogna ascoltare il cuore. Perché è tanto importante il rapporto fra cuore, coraggio e autenticità? Pensiamo agli antichi egizi, spesso li vedete nei documentari, li avete studiati a scuola. Benissimo, sapete che per poter accedere alla vita oltre, diciamo, la vita stessa, quindi la vita oltremondana, si pesava su una bilancia il cuore e la verità dei comportamenti. Quindi sostanzialmente il cuore era al centro anche delle possibilità per gli antichi egizi di superare la morte. E in effetti il coraggio è avere cuore. Quindi coraggio è aver cuore e per essere se stessi e se stesse senza stereotipi è assolutamente necessario ascoltare il proprio cuore e ascoltare il proprio coraggio. E perché questo? Perché cosa c'è di più bello del coraggio di essere se stesse e se stessi? Insomma, tutta la vostra vita, compresa la mia, compresa quella degli adulti e dei colleghi che stanno ascoltando, è stata una traduzione di quello che noi volevamo essere e divenire per noi stessi e per gli altri. E per farlo molte volte abbiamo dovuto cambiare strada, deludere aspettative, sottrarsi a comportamenti magari di un gruppo che erano comportamenti sbagliati e che noi percepivamo come sostanzialmente
come dire, lesivi della nostra libertà e del nostro modo di essere. Non ci siamo rassegnati e rassegnate ad essere come ci volevano gli altri. Questo è essere senza stereotipi. È comprendere che spesso le aspettative sulle quali non ragioniamo non ci pertengono. Quindi comportamenti che possono apparire sì molto popolari, ma che di fatto noi percepiamo come lontani da quello che noi siamo davvero. Ecco, questo significa allontanare la nostra vera autenticità, la nostra vera libertà. Spesso un pensiero passa per la mente, no? Quando si cerca di essere noi stessi e noi stesse senza stereotipi e senza stereotipi di genere. Come mi vogliono? Eppure bisogna chiedersi, e io come voglio essere? Vedete, gli stereotipi, come vi ho detto, sono moltissimi. Fra questi esistono gli stereotipi di genere. Vado a definirlo. Che cosa sono gli stereotipi di genere? Sono le aspettative su come un ragazzo e una ragazza debbono essere, comportarsi e agire non come persone, non come Franco, Giulio, Marta, Maria, Giovanna, ma come maschi e come femmine. È appunto un sistema normativo dal punto di vista sociale e culturale che si attende che in quanto ragazzi e in quanto ragazze abbiate dei comportamenti, facciate delle scelte, vi piacciono addirittura dei colori, dei tipi di musica, non per quello che voi siete, ma secondo le aspettative stereotipiche. Per capire vi faccio un esempio, anzi per spiegarmi meglio, per farmi capire meglio vi faccio un esempio. A lungo alle donne è stato impedito, non era possibile, avere accesso ad esempio alla professione militare nel nostro paese, fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso, che per voi è un'altra epoca, ma io ero già grande, facevo già l'università. Io non avevo contemplato alla vostra età, durante le superiori, durante il mio liceo classico, la possibilità di fare carriera militare, perché per noi donne era vietato. Questo era uno stereotipo, si riteneva non fossimo in grado di sostenere una carriera militare. Andando ancora indietro, negli anni 60, era impossibile per una donna pensare di entrare in magistratura, perché c'era una legge che non glielo consentiva, glielo vietava. Lo stereotipo riteneva che le donne non fossero dei giudici validi. E perché? Perché si riteneva che noi donne fossimo troppo emotive, ad esempio. Tutto questo si è dimostrato assolutamente falso. Pensate che oggi in magistratura è davvero numerosa la presenza di grandissime donne e validissime magistrate, e quindi spesso lo stereotipo risente di una temperie, parola difficile, ma di un clima culturale e sociale che in realtà con il tempo si rivela anche falso o falsificante. Pensate che andando ancora indietro, ad esempio durante il regime fascista, si riteneva che le donne non avessero la possibilità di lavorare, infatti furono mandate via dai luoghi di lavoro e dovessero soltanto essere madri. Una donna può essere madre e grandissima professionista, pensiamo a Samantha Cristoforetti, che è un nostro orgoglio nazionale, senza dover scegliere se essere una diciamo soggettività, avere una funzione come quella materna o averne un'altra come quella professionale. Una donna, così come un uomo, può far tutto. Gli uomini già sono padri e professionisti anche molto apprezzati, anche le donne debbono avere questa opportunità. E guardate, questo fa parte dei diritti umani, insomma, degli human rights. Ciascun individuo, indipendentemente dal sesso, deve avere tutte le potenzialità di poter essere se stesso e se stessa e di poter esprimere la propria soggettività per essere felice, per far felice gli altri, per contribuire a migliorare la nostra società, il nostro paese, la nostra Europa, il nostro mondo.
Voi siete davvero il futuro dell'Europa e del nostro paese e anche del mondo e dovete essere prima di tutto felici e quindi star bene con voi stessi e con voi stesse per dare il contributo che davvero sarà fondamentale in un momento, lo sapete, siete sicuramente avvertiti, non facile come quello che stiamo vivendo con le crisi ambientali, con le guerre. Insomma, contiamo su di voi e voi dovete essere davvero, davvero felici delle vostre vite per poter dare il meglio e sviluppare le vostre potenzialità, non secondo quelle che sono le aspettative per il vostro sesso, ma secondo quello che voi siete e potete dare al mondo. Quindi la domanda per la quale ci vuole tanto coraggio per vivere senza stereotipi è: io come voglio essere? A 16 anni, quando compì 16 anni, scrissi una poesia, io scrivo poesia, pubblicato anche dei libri di poesia, mi piace molto la poesia. E dicevo, mi chiedo chi sono, cara amica mia, era una lettera a una mia amica, e mi dicevo, mi chiedo se sono come loro vorrebbero che fossimo. Loro erano gli adulti. Mi è sempre rimasta impressa questa mia domanda da neosedicenne. Mi chiedevo se insomma ero come gli adulti si attendevano fossi. Era una domanda sbagliata. Quello che mi dovevo chiedere era, indipendentemente da come mi vogliono babbo, mamma, sono toscana, papà, mamma, i miei insegnanti, io chi sono? Perché devo capire questo di me, chi sono e chi voglio essere, e non come gli altri si aspettano che io sia, perché se faccio questo sarò sempre dipendente dalle aspettative altrui, dal fatto che magari, e mi è successo quando avevo la vostra età, venivo presa in giro perché non avevo il trucco giusto o non avevo il calzino alla moda o la scarpa Nike che desideravo. Spesso gli altri facevano anche notare questo. Ecco, mi dovevo chiedere invece chi io volevo essere e se per me quelle cose fossero davvero importanti. Non lo erano per il contesto. Avevo sempre paura che mi giudicassero. Infatti non è facile essere noi stesse e noi stesse senza stereotipi, perché ciascuno di noi sente su di sé le aspettative e i desideri del proprio gruppo sociale e degli altri, dei ruoli e dei modelli. Eppure la felicità, ragazze, ragazzi, colleghi, anche se siamo grandi, la ricerchiamo sempre, no? Lo star bene, passa proprio dall'autenticità di quel che siamo. Attenzione, non da soli, perché da soli non siamo niente. Milton diceva, no? Che nessun uomo è un'isola, ma siamo solo assieme agli altri e per gli altri. Siamo tutti collegati e non solo in rete. Io da Cagliari ho la gioia e la fortuna di parlare a voi. Siamo tutti collegati perché davvero da soli non si sta. Pensate al mito di Robinson Crusoe. Forse Daniel Defoe qualcuno l'ha già fatto a scuola. Non riuscì a star solo neanche in un'isola. Fortunatamente trovò venerdì, perché nessun uomo e nessuna donna può davvero conoscersi se è senza l'altro o l'altra che ti fa da specchio. Questo lo dice anche un filosofo molto importante del Novecento che a scuola non si studia e che è Levinas. Ora, vedete, voi mi potete dire, Eleonora, e se sento di non avere coraggio? Ah, va benissimo, sapete quante volte ho avuto paura io, quante volte abbiamo avuto paura noi grandi, noi adulti. Va benissimo anche non avere coraggio. E sapete perché? Perché il coraggio, ragazzi e ragazze, non è assenza di paura, ma, come diceva Mark Twain, che era un noto ribelle, resistenza alla paura. Bisogna accettare le nostre paure. Noi grandi ce ne abbiamo tante, forse non ve le diciamo e sbagliamo a non dirvele perché ce le abbiamo. Abbiamo spesso paura di essere noi stessi. Credetemi, ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo accettare le nostre paure, spiegarsele. Perché ho paura di questa cosa? Forse mi vuol dire qualcosa questa paura, capirle. Perché il primo passo verso un coraggio consapevole non è coraggio, sapete, fare le gare di chi beve di più una sera o di chi va più veloce in motorino. Ve lo dice una donna che ha avuto un bruttissimo incidente appunto a 15 anni e mezzo in motorino e mi piaceva molto andare in scooter, all'epoca non c'erano gli scooter, però non è quello il coraggio, quella è non aver coscienza del pericolo, sono due cose diverse.
Voi dovete aver coscienza del pericolo e anche avere coscienza che spesso non rispondere ai modelli altrui avrà un prezzo, forse ce l'avrà, però se voi comunicate le vostre ragioni, potete trovare un ascolto reale negli adulti, nei docenti e nei vostri amici e nelle vostre amiche. Il coraggio consapevole è essere se stessi e se stesse sottraendosi da situazioni che non ci pertengono, che non ci rispecchiano. Questo è Churchill, grande politico inglese che sconfisse quasi da solo Hitler. Perché? Perché Churchill, ve la racconto, fu l'unico che quando tutta l'Europa era occupata da Hitler resistette da solo, perché in Italia c'era Mussolini che come voi sapete era un alleato, in Spagna c'era Franco che certo aveva le stesse idee di Hitler e quindi non andava contro la Germania nazista. E la Germania, lo sapete, conquistò i Paesi Bassi, la Norvegia, aveva già conquistato la Polonia, la Cecoslovacchia, aveva già conquistato l'Austria e conquistò la Francia. L'unico che rimase a combattere Hitler fu Winston Churchill. Lui disse che il coraggio era una qualità che le conteneva tutte. Intendiamoci, fu coraggioso, fu se stesso. Sapete perché lui fu se stesso e lo fu senza stereotipi? Perché lui, mentre tutta l'elite inglese voleva la pacificazione con Hitler, l'appeasement si chiamava questo termine, ve lo insegneranno i vostri docenti di storia, lui disse no, assolutamente, quest'uomo è pericoloso, va combattuto, pagò per questo. Però fu se stesso senza stereotipi, cioè senza un sistema di modello che lo avrebbe voluto con le stesse opinioni di tutti gli altri. Nonostante questo, nonostante anche la mia ammirazione per questo aspetto, per altri no, ma per questo aspetto di Churchill, si sbagliava. Il coraggio di per sé non è una qualità che le contiene tutte, dipende dall'uso che se ne fa. A volte, per ammettere la paura, quando voi avrete paura, se avrete paura ad essere voi stessi, a riconoscere le vostre peculiarità, ecco, per ammettere la paura serve moltissimo coraggio. E forse noi adulti, noi adulte, questo coraggio spesso di ammettere anche le nostre paure non ce l'abbiamo. Lo confesso, va confessato proprio perché per farlo ci vuole coraggio. Ma voi dovete avercelo, perché è l'unico modo per essere persone autentiche. Insomma, il coraggio di per sé non esisterebbe senza la consapevolezza e la consapevolezza che possiamo aver paura. E quali sono le nostre paure? Le nostre di grandi e le vostre di ragazzi e ragazze più giovani di noi. E sono diverse. La paura di non essere accettati o accettati dal gruppo. E quindi, beh, se mi comporto così sarò trattata da maschiaccio? Se mi comporto così sarò trattato da femminuccia? Se non porto quel tipo di scarpe mi giudicheranno out? Cose del genere? Sì, a tutti, ma abbiamo anche noi adulti, paura di non essere accettati, accettate e spesso anche noi tendiamo a tradirci per questo. Paura di non essere all'altezza dei modelli o delle aspettative, soprattutto di genere. La difficoltà di accettare che ragazzi e ragazze siano loro stessi per come sono e non per i comportamenti che tengono. Ad esempio il fatto che nelle famiglie, ancora oggi, purtroppo, si tende magari a dare più libertà ai maschi e meno alle femmine. È un problema dei genitori che non comprendono come l'educazione deve essere un'educazione attentiva e paritaria indipendentemente dal sesso, perché star fuori a lungo in situazioni non sicure è rischioso sia per le une che per gli altri e la libertà di poter fare le proprie esperienze anche sentimentali deve essere la stessa per ragazzi e ragazze, perché la vostra è un'età in cui ci si conosce, non si finisce mai di farlo, neanche alla mia, neanche donne più grandi di me, però è importante conoscersi e quindi avere la libertà di poter capire chi siamo in un contesto sicuro e che ci accolga. Un'altra paura grossa è quella di restare sole e soli. Guardate, anche noi adulti abbiamo questa paura. Io l'ho avuta moltissimo durante gli anni del Covid perché vivevo sola, mi ero separata, mi sono trovata chiusa davvero come tutti e ho detto cavolo, gli amici, le amiche non c'erano, ho detto cavolo, sono sola.
La paura di restare sole e soli è di tutti. Il coraggio è accettare a volte questa condizione e non fare cose che non ci pertengono per poter far parte di un gruppo. Perché magari far parte di quel gruppo ci richiede degli atteggiamenti che non sono i nostri, delle credenze che non sono le nostre, oppure di adottare comportamenti magari prevaricanti verso altre persone che noi consideriamo diverse e che di diverso non hanno che la loro specificità. E quindi questo significa tradirsi e non significa avere coraggio, anzi, spesso significa essere, utilizzo una parola, essere meno sicuri di noi stessi di come vorremmo e meno sicure di noi stesse. Il coraggio più grande è parlarne delle paure, parlare dei propri bisogni, delle proprie paure, perché le abbiamo tutte e tutti, aiutare gli altri a capirci, a comprenderci, perché l'unico modo per essere felici è davvero essere noi stessi e noi stessi così come siamo e non come dovremmo essere. Lo stereotipo ci dice, ci chiede come vorremmo essere. Noi dobbiamo essere o cercare di essere o avere l'aspirazione di essere come siamo, indipendentemente dal modello. Allora vado veloce perché ho poco tempo per stare con voi. Vedete che Fedez, ho cambiato un po' l'immagine perché sono immagini che forse hanno dei diritti d'autore e non ne voglio approfittare. Quindi dover essere, no, poter essere. Non dover essere, ma poter essere quello che siamo, poter essere, poter fare, poter diventare ciò che si desidera fuori dagli stereotipi maschili e femminili. Dobbiamo mutare pensiero, non dobbiamo dirci come devo essere, ma essere come sono, non come devo essere, ma essere come sono. E questo non solo per noi, ma per vedere la bellezza della differenza anche negli altri e nelle altre. Vedete questa ragazzina, Alissa Carson, ragazzina per me, in realtà è una ragazza a tutti gli effetti. Ecco, lei fa parte di quella che è stata definita la generazione Marte 2033. I suoi sogni sono quelli di diventare il primo essere umano a mettere piede su Marte del 2033. Vedete, il primo essere umano, non il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna. Anche questa era una modalità linguistica stereotipica. Era un essere umano prima ancora di essere un maschio. E lei vuole essere il primo essere umano, non la prima donna, a mettere piede su Marte nel 2033. Quanto coraggio ci vuole per essere così? Quanto coraggio serve a questa ragazza per essere se stessa senza stereotipi e quindi senza magari credere che il suo ruolo sia quello di avere solo figli? Magari li avrà, forse sì, forse no, ma certo la sua vita sarà anche fatta di altro. E allora bisogna essere, non dover essere. E cosa non va fatto? Non bisogna pensare alle performance fisiche, rispondere a certe aspettative o sei fuori. Ciascuno è fantastico come è, perché è unico, è unica. La parola fantastico vi suonerà antipatica, eppure è così. Siete l'unica persona al mondo ad essere come siete. L'unica, siamo 8 miliardi. Eppure fra quegli 8 miliardi, in quel modo lì ci siete solo voi. Beh, forse vorreste essere meglio, forse vorreste essere diversi. Io ad esempio vorrei essere un po' più magra, ve lo confesso, perché mi piace molto mangiare e alla mia età non si riesce più a tenersi in forma e spesso è anche un problema per quanto mi riguarda di salute. Però mi rendo anche conto che sono l'unica persona ad essere come sono. E questo è un valore per me, è un valore per gli altri. E questo lo sono io, ma ciascuno di voi lo è. Le performance intellettuali, avere certi risultati o non vai bene, come sopra. Io al liceo classico non sono stata una grande studentessa, anzi direi che sono stata una studentessa che creava problemi ai miei professori. Eppure mi sono laureata con tutti 30 e lode, 21, 30 e lode. Perché? Perché forse non riuscivo a farmi capire, forse non mi capivano i miei professori, era colpa loro, era colpa mia. Sicuramente io non parlavo, non dicevo, non esprimevo perché avevo paura di essere giudicata debole.
E quindi loro non mi capivano, io non mi capivo, loro erano convinti che io avessi delle qualità intellettuali ma fossi svogliata, io ero convinta che loro non credessero in me e furono 5 anni faticosi per me e per loro. E quindi comprese anche le aspettative su come un ragazzo o una ragazza debbono essere, ve l'ho già detto, comportarsi e agire. Lì probabilmente non ci siamo capiti con le mie figure adulte referenziali, a parte che con il professore di italiano, con lui c'era un rapporto molto bello e devo molto a lui se ho finito il liceo bene, poi alla fine, e poi ho potuto avere il piacere di studiare, perché per me lo studio è stato e resta un grandissimo piacere. E invece che cosa va fatto? Va detto sì al rispetto, rispettare me stessa o me stesso e anche gli altri per come sono, non per come devono essere, perché se sono come sono c'è un motivo e se non capisco perché si comportano così, posso chiederglielo, anche ai grandi. Io a volte a persone che hanno 50 anni, la mia età, chiedo scusa, ma perché mi hai trattato in questo modo? Perché non è che ci sono rimasta un po' male. Si può fare. E magari l'altra persona non è neanche abituato o abituata e mi guarda un po', cioè, no, ma non volevo, non... L'importante è chiarirsi, sia la differenza, scusate, manca una N, ciascuno e ciascuna sono esseri unici e arricchiscono il mondo con il loro essere unici. E alla parità di genere non sono superiore a nessuno perché sono un maschio. Non è questo che mi rende superiore. A lungo socialmente è stato così, è vero, eh? Il nascere maschio consentiva ad esempio di avere l'eredità, mentre magari le donne sapete benissimo che non avevano accesso alle possibilità di avere denaro, ma adesso non più. Non sono superiore perché sono un maschio, sono superiore perché sono una persona valevole, superiore poi in senso lato, nel senso superiore ai miei ideali, ma non a un altro essere umano, quello mai. E se sono una ragazza ho il diritto di avere lo stesso identico trattamento che ha un ragazzo a scuola, quando sarete grandi sui luoghi di lavoro, nelle relazioni. Non devo essere offesa perché sono una ragazza, né devo essere elogiato in quanto maschio, ma in quanto persona devo essere elogiato e offesa nessuno e nessuna. Quindi bisogna pensare con il cuore a se stesse e agli altri. Lucia, quando ha detto che non era giusto quello che aveva veduto, si è sentita meglio, ha fatto un'azione etica, cioè un'azione morale. E a questo punto, coraggio, il coraggio di essere se stessi, è dunque ascoltare il cuore, il proprio cuore e il cuore degli altri. Quelli più grandi avranno già fatto Kant, che in critica della ragion pratica, spesso a scuola si fa la critica della ragion pura, ma anche la critica della ragion pratica alle sue vette, parla della legge morale, e cioè che cos'è, no? La famosa frase che si trova nelle magliette, la legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me. Ma che cos'è questa legge morale? In parole semplicissime e in brevissimo tempo ci si fa dei corsi universitari su questo. È la capacità dell'essere umano di sapere tramite un imperativo categorico, cioè qualcosa che deve essere così, cosa è giusto fare per se stessi e per gli altri. Questa cosa noi la sappiamo anche se nessuno ce la dice. Sappiamo che fare del male a qualcuno è sbagliato, anche se non c'è una legge che ci punisce, lo sappiamo. Ecco, per Kant questo era l'imperativo categorico, il sapere cosa è giusto per noi e per gli altri. Questo è importantissimo. Non si può essere se stessi e se stesse senza stereotipi se questa libertà non la si concede agli altri attraverso il rispetto, l'ascolto, la valorizzazione delle differenze, la capacità di parlare, di dire cosa mi va e cosa non mi va, sapendo che dall'altra parte avrò comprensione. E se non avrò comprensione, chiedermi perché questo accade e magari cercare anche di dare una mano a una persona che si può comportare in modo non corretto. Vedete, ragazzi e ragazze, per me il coraggio è davvero una qualità fondamentale. Non la penso come Churchill, ma penso che sia
la qualità di cui non mi sono mai pentita in vita mia. Ho fatto delle scelte che la mia famiglia ha ritenuto eccessive. Io, per la mia famiglia non voleva che facessi il liceo classico e non voleva neanche che andassi all'università a Firenze e non voleva neanche che poi rimanessi a fare il dottorato. Insomma, voleva sostanzialmente che io tornassi a vivere nel paesino in cui sono nata e cresciuta. E io ho fatto un po' a modo mio, e ne sono contenta anche. Un po' era lo stereotipo, no? Del mio, della mia classe sociale anche. Io vengo da un contesto sociale non culturalizzato e quindi insomma la mia passione per il sapere era un po' strana. Però bisogna avere la libertà del coraggio e il coraggio della libertà. Sapete chi sono questi? Martin Luther King, le donne che combattano per l'autodeterminazione. Martin Luther King, lo sapete, ha lottato per il diritto delle persone di colore, e Schindler. C'è un film, La lista di Schindler. Lui era un uomo che salvò gli ebrei e ci volle grande coraggio per fare questo e per essere loro stessi senza fare quello che gli diceva il contesto. Alle donne iraniane stare in casa con il velo, alle persone di colore accettare il razzismo e alle persone nella Germania nazista non aiutare, anzi approfittarsi degli ebrei che purtroppo finivano nei campi di concentramento. Questi erano tutti stereotipi. Non solo stereotipi di genere, in questo caso sì, ma anche altri tipi di stereotipi. Ma vedete che c'è un filo che li lega tutti e spero di aver modo di spiegarvelo più approfonditamente. Se qualcuno fa qualcosa di sbagliato, come accadeva nella Germania nazista, non dovete seguirlo perché è popolare, perché così fan tutti, come dice un'opera. Ci vuole più coraggio a essere voi stessi e voi stesse che come sono tutti gli altri o le altre. E questo Schindler lo dimostrò salvando tante vite e le donne in Iran lo stanno dimostrando tutti i giorni con le proteste che fanno per la loro libertà. E a volte per fare la cosa giusta si deve essere differenti dagli altri. Lo fu Martin Luther King, lo fu Schindler, lo fu Rosa Parks, lo furono Falcone e Borsellino, lo sono le donne e gli uomini che non vivono la propria maschilità e la propria femminilità secondo gli stereotipi, ma secondo quello che sentono, rispettando le altre persone al di là del sesso di appartenenza, ma per il cuore, appunto, che hanno e per i valori che portano. A volte dicevo, per fare la cosa giusta si deve essere differenti dagli altri perché, ce lo dice Zero Calcare, perché no, non è tutto uguale e immutabile. Ci sta chi prova a cambiare le cose e ci riesce pure. E noi le cose un po' le vogliamo cambiare, e anche molto a volte. E a volte a furia di volerle cambiare ci si riesce anche. E questo vince ogni paura, credetemi. Ci riuscirete anche voi, scusate c'è la slide forse tagliata, ci riuscirete anche voi, ne sono certa. Ci riuscirete davvero a cambiare le cose, a fare quello che volete se seguirete il cuore e se ragionerete senza modelli, ma a partire da voi. E se avete difficoltà, chiedete agli adulti di cui vi fidate, perché comunque siamo qui per voi, siamo qui per ascoltarvi. A volte, non tutti, non sempre, sono molto franca, ma ci sono fra di noi tante persone, e oggi qui ce ne sono, che vogliono davvero ascoltarvi, ascoltarci e farci ascoltare e chiacchierare da pari a pari. L'età è un accidente, diceva qualcuno. E grazie per avermi ascoltata. Grazie per avermi ascoltata perché il vostro tempo è importante e il vostro ascolto, la vostra mente, il vostro cuore per me è davvero un regalo. Ve l'ho detto un po' durante questo incontro, il coraggio è l'unica qualità di cui non ci si pente nella vita. Io per ora, di quello che ho avuto, poco o tanto che sia stato, non me ne sono mai pentita e confido di continuare così. Grazie davvero e spero di vedervi presto. Grazie ai colleghi e alle colleghe che mi hanno ascoltato. Grazie a tutti e a tutte. Interrompo la condivisione, ma resto. Grazie a lei, Eleonora Pinzuti. Io passo subito la parola alla dottoressa Picchi, che è qui per un primo commento, magari una domanda, e poi le anticipo già che ce ne sono anche da parte delle ragazze e dei ragazzi presenti in sala. Prego. Grazie, è stato veramente interessante e mi aggancio perché lo stereotipo c'è, è molto forte
Io sono dirigente scolastico in 2 istituti tecnici e un professionale. Nell'istituto tecnico economico ho un 60% di studentesse. Nel tecnico tecnologico ho 20 ragazze su 400 ragazzi in tutto, quindi vuol dire un 5%. E nel professionale di meccanica, naturalmente di manutenzione, ho una ragazza su 300 alunni. Quindi mi aggancio e dico, ahimè, c'è ancora parecchio da fare. Ecco, per rompere un po' questo meccanismo che nasce naturalmente nelle famiglie, eccetera, eccetera, lo portiamo avanti tutti, ahimè, e stiamo portando avanti un progetto che si chiama Girls Code It Better, è il primo anno dove riusciamo a far lavorare le ragazze su cose tipicamente maschili. Ecco, e quindi anche noi ci mettiamo del nostro, ecco. Comunque c'è tantissima strada da fare. Parlarne è sicuramente la cosa migliore in assoluto, avere occasioni di questo tipo. Ecco, domanda non ce l'ho una domanda. No, ma è vero, insomma, la dirigente dà dei dati assolutamente pertinenti. Abbiamo soltanto il 18% di ragazze nelle materie STEM, nonostante poi una volta che le ragazze facciano ingegneria o materie scientifiche si laureano con un punto, 3 più dei maschi. Quindi non è sicuramente un fatto di mente. Sono le aspettative familiari che spesso, come dire, io mi occupo anche appunto di pari opportunità professionali scolastiche nella scelta dell'orientamento, sono proprio appunto delle strategie, diciamo, mentali anche delle famiglie che spesso durante i processi di orientamento non sostengono sufficientemente le ragazze a fare discipline che definiamo maschili, non che sono maschili, quindi professionali. Io ho fatto fare a delle ragazze dei video, ad una che faceva informatica, dei video testimonials, ci stiamo occupando un po' di questo per sostenere altre ragazze. Spesso i genitori e le genitrici sono inquietate da scelte che non sono comuni, ma appunto la stessa cosa avviene se un ragazzo, magari invece di seguire il percorso paterno di fare il geometra o l'ingegnere, sceglie invece di fare scienze dell'educazione, lo psicopedagogico, di occuparsi dei bambini e delle bambine. Abbiamo la stessa, diciamo, diffidenza e difficoltà e spesso a questi giovani ci vuole un gran coraggio. Io ricordo una ragazza che voleva fare il nautico e la madre era terrorizzata, diceva ma non ci sono ragazze, e abbiamo veramente investito tempo per far comprendere come, se questo era il talento della figlia, andava seguito e andava rispettato. Ecco, io credo che sia davvero importante che la scuola diventi anche testimone e promotrice della possibilità per ciascuno e ciascuna di seguire innanzitutto i propri talenti. Il dropout, quello che ci fa paura è la perdita scolastica, è la dispersione scolastica, e se non facciamo quello che desideriamo più profondamente, indipendentemente dal nostro genere, rischiamo di perdere questi ragazzi e ragazze alla scuola, non solo al loro futuro, e quindi insomma di perdere davvero una ricchezza infinita. E rilancio anche una cosa che avete detto entrambe, l'importanza di parlarne. Noi facciamo il festival apposta perché vogliamo che si parli di questi argomenti, che si parli da parte degli adulti, ma anche con le ragazze e con i ragazzi, e che magari parlino anche loro. Siamo fortunati perché abbiamo degli interventi anche dalla platea. Quindi passo la parola a Iriola. Ho una domanda: come facciamo ad essere noi stessi se non sappiamo chi siamo? Cioè, come facciamo a sapere chi siamo per poi essere noi stessi? Gigliola, vero ti chiami? Iriola. Eliola. Scusami, ti sento male perché sono lontana e ho le cuffie. Beh, sì, hai ragione. Ma prima di tutto, nel momento in cui è difficile mettere a fuoco chi siamo, perché non ci siamo ancora esperiti, non abbiamo ancora esperito le parti di noi, già questo, no? La consapevolezza di non essere ancora proprio a fuoco è una fotografia del momento. Quindi avere anche la pazienza di non chiudersi in determinati modelli proprio perché si ha paura di non essere. Aspettarsi. È difficile il concetto, me ne rendo conto. Pensa che io avevo così bisogno di essere qualcosa
che il primo anno universitario, ti giuro, decisi subito dove mi sarei laureata. Poi in realtà non lo feci per dovetti cambiare piano di studio. Volevo assolutamente sapere chi fossi. Ci sono dei momenti in cui bisogna aspettare e bisogna dire: in questo momento non ho esattamente chiaro chi io sia, ma ho il coraggio anche di vedere questa situazione e di aspettarmi. Questo succede anche a noi grandi, anche a noi adulti. Ci sono dei momenti nella nostra vita, penso che la dirigente, penso che il gradito ospite che abbiamo possano confermarci. Ci sono dei momenti in cui non si sa esattamente cosa sia giusto fare, scelte professionali, lavorative, anche sentimentali. Non sempre abbiamo chiaro. E come si fa ad avere il coraggio di essere in quei momenti se non siamo? Aspettandoci. E non avendo paura di aspettarci e di capire e di dire: in questo momento non ho ben chiaro chi io sia, ma ho tutto il coraggio di aspettarmi e di vedere chi io sia. So che può essere una risposta che non ti dà esattamente, come dire, un riferimento netto, però ci sono dei momenti in cui non c'è altro da fare che avere il coraggio di aspettarsi. Mi capisci? Mi sono fatta spiegare, mi sono espressa bene? Sì, grazie. È arrivato il ringraziamento, non so se l'ha sentito. E insieme anche i ringraziamenti delle persone che ci seguono da remoto. Abbiamo Susi che dice: grandissima relatrice, quante parole illuminanti, grazie. E poi qualcuno che ha risposto al suo stimolo iniziale dicendo che cos'è il coraggio. Coraggio uguale andare alla ricerca, approfondire personalmente e comunitariamente, condividere, confrontarsi sulle scoperte e le conoscenze vissute, ci dice Lia in un commento. Ha risposto al suo appello anche Daniela: il coraggio per me è perseguire l'obiettivo che si vuole raggiungere, nonostante gli intoppi e le difficoltà su varia scala. Quindi degli tutto stimoli vero. che... certo. Quindi questo muove anche Grazie. le persone che ci stanno seguendo da casa e che ringraziamo. Ancora un commento, dottoressa Picchi, o una domanda, uno spunto da parte sua? Sì, l'attesa, ecco, aspettare, questa è una parola che coi tempi che corrono e tutta la nuova tecnologia è sempre più difficile da, come dire, da percepire, perché imparare ad attendere è un'arte raffinatissima, mi viene da dire, e per loro sicuramente è ancora più difficile, vista anche l'età, no? Gli adolescenti sono sempre alla ricerca di cose nuove. Lo sviluppo però della personalità, quindi chi sono, dove voglio andare, cosa, è un percorso, come dire, in divenire continuo. Oggi voglio essere una cosa, ma fra 2 anni ho cambiato totalmente idea. Ecco, quindi anche io stessa sono iniziato come impiegata e poi sono passata a insegnare, ho insegnato per anni e poi sono diventata dirigente, cioè veramente un excursus molto... non avrei mai pensato 30 anni fa, insomma. Quindi ecco, loro devono darsi tempo e trovare dei momenti o seguire delle cose che gli vengono da dentro, chiaramente, perché è dal cuore che viene, no? E dire: ok, colgo questo attimo, voglio provare a fare questa esperienza o confrontarmi con qualcuno, conoscere, essere comunque alla fine se stessi e stare bene in quel momento. Come sto? Mi sento bene? Ok, allora vado avanti, vuol dire che è una cosa che va bene per me. È verissimo, dirigente. C'è un aspetto, e qui faccio un mea culpa come adulta, che spesso siamo anche noi a chiedere loro di agire, no? Di avere delle idee chiare. Io mi relaziono con tanti genitori e tante genitrici. Spesso anche noi adulti non diamo sufficiente tempo, non diamo sufficiente ascolto, è un mea culpa pubblico. Dovremmo davvero non proiettare su di loro i nostri bisogni, le nostre ansie, le nostre paure. Mi capita di fare seminari con i genitori, i quali sa che cosa mi chiedono, dirigente, ma fra 10 anni cos'è che gli darà il lavoro? E io dico:
signore, fra 10 anni non sappiamo neanche come sarà il mondo. Quello che dobbiamo pensare è cosa dà gioia oggi a suo figlio o a sua figlia, non cosa darà lavoro fra 10 anni che non sappiamo quali scenari professionali ci siano. Insomma, spesso siamo anche noi a non avere sufficiente capacità di ascolto e di attesa e su questo dobbiamo responsabilizzarci. Anche lei immagino avrà affrontato genitori che vogliono dai figli cose che i figli non sono, le sarà capitato? Sì, 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 assolutamente. E appunto le aspettative dei genitori pesano sui figli e quindi, che ne so, laureati che vorrebbero che il figlio per forza si laureasse e invece casomai è adatto a una situazione molto più pratica, no? Altro. Ecco, certo. Esatto, sì, quindi insomma, certo, è sempre le aspettative chiaramente che giocano a sfavore in questo senso, ecco, sì. Bene, quindi penso che veramente abbiamo colto entrambi gli aspetti, abbiamo lavorato su entrambi i fronti. Noi abbiamo apprezzato moltissimo il fatto che lei, dottoressa, abbia parlato alle ragazze e ai ragazzi mandando questi messaggi per i quali abbiamo degli apprezzamenti, ancora non li leggo tutti, ma abbiamo apprezzamenti anche da casa e quindi ci è piaciuta moltissimo questa occasione di scambio di dialogo molto colloquiale anche nei toni con i ragazzi, ma dall'altro lato, come sempre noi speriamo in un festival che si chiama Educhiamoci, che è rivolto soprattutto agli educatori, di aver dato dei messaggi chiari anche a tutti gli adulti che hanno ruolo e responsabilità in proposito, quindi genitori, insegnanti, educatori e quant'altri sentono questa responsabilità. Perché aiutare le ragazze, i ragazzi, i bambini e le bambine ad avere coraggio significa anche permettere loro di sperimentarsi senza ingessarli all'interno delle nostre aspettative o all'interno degli stereotipi sociali o culturali. Quindi è bene essere consapevoli dei messaggi che mandiamo perché anche quelli possono limitare la loro libertà, la loro possibilità di crescere esprimendo e realizzando se stessi. Quindi penso che questo sia veramente il messaggio che oggi passa da questo incontro, per la quale la ringraziamo tantissimo, davvero di cuore. Grazie di cuore a voi. Ringrazio ancora una volta la dottoressa Picchi che è stata qui, partecipe e protagonista di questo incontro insieme a noi. Ricordo a tutti che la programmazione di questa giornata continua, naturalmente, è particolarmente intensa perché avremo un incontro fra meno di mezz'ora, un incontro che parlerà fra l'altro proprio delle donne di Teheran che sono state citate anche dalla dottoressa Pinzuti. Avremo la dottoressa Farian Sabai alle ore 11:30 per un incontro Noi donne di Teheran, il titolo, che parlerà appunto di questo. Nel pomeriggio alle 15 ci collegheremo con un collegamento internazionale con Assala Bibi per un incontro dal titolo Cambiamo musica, in seguito con la dottoressa Farroni per un appuntamento intitolato Gli infiniti sentieri del neurosviluppo. Infine alle 20:30, infine per questa giornata, perché poi il festival continua anche domani e dopodomani, alle 20:30 avremo in presenza al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto il professor Umberto Galimberti per un incontro intitolato Ripensare l'educazione verso un sostegno autentico ai giovani. Quindi ancora molti spunti per i quali vi invitiamo a rimanere collegati con noi. Il sito è sempre www.educhiamocivittorioveneto.it. Ringraziamo ancora la dottoressa Pinzuti, le classi che sono intervenute con le loro insegnanti in presenza e vi diamo appuntamento ai prossimi incontri di Educhiamoci. Grazie a tutti.